Qui a Volpago, fino a una decina d'anni fa, qui facevano la ronda la sera, una macchina che passava, io abito sul Montello, quindi una zona un po', come dire, poco frequentata, però frequentata da gente... Poco raccomandabile. Ecco, bravo. E adesso questo nuovo sindaco non ha più trovato i fondi per fare queste cose. Volevo dire, uomini gratis, ci sarà un modo per trovare un po' di benzina per far correre queste macchine, per farci sentire un po' protetti? Più controllo sul Montello, questa è una delle richieste di oggi a Sveglia Veneti. Un tempo si chiamavano ronde, termini che sa più da pubblica sicurezza che da protezione civile, tant'è che i volontari in giro per le prese, con lo scopo di sorvegliare che non ci siano malintenzionati, è stato proibito da tempo. Non è un problema che manca la benzina? No, assolutamente no, non siamo proprio così disastrati, però non è proprio più possibile appunto perché non è consentito l'uso dei mezzi e della protezione civile e dei simboli della protezione civile per questo. Un tema, quello del territorio e della protezione civile a Volpago, ripreso anche da un'altra ascoltatrice. Io faccio parte della protezione civile di Volpago del Montello. Riguardo alla signora di prima che aveva chiamato nel Montello, noi abbiamo l'ordine solo di calamità naturali e stiamo facendo varie cose, però non salvaguardare il territorio come ne facevamo prima. Resta comunque il bisogno della gente che vive e abita al Montello di sentirsi un po' più protetti. Verificheremo un attimo, magari daremo ai vigili di fare qualche passaggio oltre a quelli che già fanno, magari anche alle forze dell'ordine e ai carabinieri, questo lo si può fare, sì.